Da San Lazzaro all'ospedale dei Veneziani. Questa sera affronteremo il tema dell'origine dell'ospedale di San Lazzaro, che inizia appunto come ospedale dei lebbrosi. La lebbra, detta anche malattia di Hansen, arriva dall'Oriente dall'XI secolo, con le crociate, con i pellegrinaggi in Terra Santa, per cui i pellegrini, poi rientrando, dopo aver contratto la malattia, che è assolutamente indolore nelle prime fasi, perché colpisce i nervi, si anestetizza gli arti, ma poi ha delle conseguenze terribili, come potete vedere dalle immagini, perché corrode le carni, assale la cartilagine del naso, si staccano addirittura parti degli arti e copre l'intero corpo di escrescenze. Ecco perché la lebbra fu accomunata a una maledizione biblica, proprio per questo che era tipico dei lebbrosi. E come vedete varie incisioni, vari incunaboli ci raccontano dei vari crociati che vanno in Terra Santa e che contraggono questa malattia. Oppure anche i pellegrini. È frequente anche fra i pellegrini. Da considerare che non è una malattia altamente contagiosa. È terribile, è a lungo decorso, è mortale, ma comporta quindi due problemi. Primo, che è bene non vedere queste persone, tant'è che si muniscono di un campanello, si coprono con dei lunghi veli, dei mantelli e vivono ai margini delle città. Quindi quando si sente suonare il campanello, le persone lasciano la via libera in modo che si consenta il transito a questi poveri lebbrosi senza doverli vedere. Solo qualche francescano volenteroso li assiste in luoghi che cominciano dal XI-XII secolo a sorgere in varie città dell'Occidente. Come vi dicevo, non è una malattia altamente contagiosa, ma è infettiva. Per esempio, se si è abituati a dormire assieme alla persona che ce l'ha in incubazione, probabilmente la si contrae. I francescani, per esempio, alla Porziuncola, assistono i lebbrosi. Altri preferiscono avere dei contatti non troppo ravvicinati. A Venezia c'è un lascito che crea una casa a San Trovaso proprio per ospitare un ospizio, cioè per i lebbrosi. Siamo nel cuore della città e la città già nel 200, nel 300 ha fatto le sue scelte mercantili. È una città che non ha nulla, deve importare tutto, vuole scegliere il meglio, ha puntato sul commercio e quindi deve curare anche l'immagine. La presenza di un lebbrosario al suo interno, nel cuore produttivo di questo arcipelago, certo non fa bene alla crescita, allo sviluppo. E quindi si decide nel 1262 di spostare i lebbrosi in un'isola che era dedicata al monastero di San Lazzaro, all'ospitale. Ma attenzione, dobbiamo fare una precisazione: ospedale in senso medievale non corrisponde al concetto ospedaliero del Cinquecento e tantomeno poi di secoli seguenti. L'ospitium ospedale è uno xenodocium, cioè tante volte è un luogo dove si fermano i pellegrini, dove vengono accolti i pauperes. Quindi gli infermi erano accolti in quanto miseri, in quanto poveri, e di solito erano accolti per non più di 3 o 5 giorni. Accanto a questi ospizia o xenodochia c'erano poi gli ospizi che avevano delle missioni particolari, non so, quello delle povere vedove piuttosto che quello dei marinai o così via. Ma gli ospizi quindi erano luoghi in cui
i pauperes, i pellegrini, stanziavano pochi giorni e poi andavano e poi circolavano. Il mondo medievale aveva un ecumenismo in cui circolavano molte cose, molte persone. Era un mondo di grande circolazione e scambio. Questa cosa poi si trasformerà con l'arrivo della Grande Peste del 1348, quando ci sarà il panico che correrà sulle strade e sulle rotte. Ma comunque nel mondo medievale, in cui si sceglie di porre i lebbrosi nell'isola di San Lazzaro, la scelta coincide con una gestione urbanistica della città. La città è un arcipelago e quindi nel centro noi abbiamo le isole produttive e le isole periferiche verranno scelte appunto per le presenze scomode e per i mali che non si vogliono vedere, come appunto la lebbra. Questa è un'immagine odierna dell'isola che ci dà anche l'idea dell'ubicazione vicino alle bocche di porto, e nel 1300 il Maggior Consiglio dispone che i lebbrosi vengano ricoverati negli ospedali, cioè non possano circolare. La sua motivazione è chiarissima, perché hanno abominabilis infirmitates, hanno delle infermità che sono abominevoli, e aer conficitur, cioè l'aria viene corrosa dalla loro presenza, et omnia viscera hominum commoventur, e tutte le viscere degli uomini vengono rivoltate. Traduzione: fanno proprio moto di stomaco, poveretti. E questo non si può tollerare in una città che mira a curare la propria immagine. Ma siccome lo Stato veneziano è uno Stato fondamentalmente cristiano, può allontanarli dagli occhi ma non dal cuore. E quindi ecco questa scelta, che è una scelta ideale. Oltretutto poi l'isola di San Lazzaro verrà ad essere in un'ubicazione che nel 1423 sarà reiterata, diciamo, da una scelta analoga per una malattia che è più pericolosa, più contagiosa e anche più esiziale, cioè la peste. Quindi nello stesso braccio di laguna, di fronte al lido, verso la bocca di porto, ecco che verranno ubicate le due isole, quella della lebbra, che però ha una caratteristica: viene gestita come una città dei morti viventi. È un luogo in cui i ricoverati si organizzano la sopravvivenza, è un luogo dove devono continuare a vivere, e quindi è una città organizzata a simulazione della città dei sani. Invece il lazzaretto sarà una città che brucia vite, perché la peste ha 5 giorni di decorso e quindi 2 di incubazione, e quindi era veramente un luogo dove venivano portati via gli appestati e poi o guarivano o finivano la loro vita. E poi la peste era altamente infettiva. Ma dal 1300 al 1347, cioè prima che scoppi la grande pestilenza, il Maggior Consiglio aveva già fatto le sue scelte urbanistiche. Aveva deciso che non si facessero più, non si creassero più ospizi e ospedali nella città, perché ce n'erano anche troppi. Perché i buoni cristiani, per salvarsi l'anima e assicurarsi il paradiso, quando morivano la loro casa la destinavano a ospizio. Ma così il Maggior Consiglio dice: ma non c'è più spazio per i cittadini, si blocca la crescita demografica e è opportuno individuare un luogo che sarà intorno alla punta di Castello per creare i nuovi ospizi, e i testatori che vogliono salvarsi l'anima dovranno destinare i loro beni a ospizi già esistenti. Una scelta piuttosto oculata, piuttosto intelligente, piuttosto coraggiosa e nell'interesse pubblico. Infatti lo spiegano nella parte del Senato. Questo perché? Perché il centro politico gravitava attorno a San Marco, il centro commerciale gravitava attorno a Rialto e il centro
operativo, la fucina della forza marittima di Venezia era attorno all'arsenale. Ecco quindi già i poli produttivi identificati nel corpo urbano. Ecco l'ubicazione di San Lazzaro e poi quella del Lazzaretto Vecchio e poi alla fine, dopo un po' di anni, 1468, anche il Lazzaretto Nuovo. Questa è un'immagine della isola di San Lazzaro. Ma che cosa esisteva? Esisteva già qualche cosa? Sì, l'ospedale di San Lazzaro esisteva già e era gestito dal capitolo di Castello, dei frati di Castello. E noi sappiamo che esisteva perché addirittura un futuro doge nel 1196, Pietro Ziani, regala una salina a Chioggia a questi frati dell'ospedale di San Lazzaro. Poi, come vi dicevo, i frati rescatano, gestiscono questa isola dei morti viventi, ma poi succede che, come accade per molte malattie epidemiche contagiose, lentamente la lebbra ha finito il suo corso e nel 400, ma nel 500 soprattutto, i lebbrosi sono spariti. Le ipotesi degli studiosi sono molteplici, non ve le sto a elencare perché alcune sono anche abbastanza inconcepibili. Fatto sta che comunque nell'isola che era affollata da questi poveretti e che era anche servita dai barbieri. Io ho pubblicato sempre un ordine dell'arte dei barbieri che dice che dovevano andare nell'isola a fornire i loro servizi. Questi avevano escrescenti da tutte le parti e magari ne dovevano tagliare qualcuna, ma non solo, si radevano anche. E quindi c'è la raccomandazione dell'arte dei barbieri di andare e però di non usare i rasoi anche con la popolazione sana una volta tornati a Venezia. Ecco quindi la preoccupazione da un lato di non lasciare abbandonata questa popolazione parallela e d'altro lato però di salvaguardare la popolazione dei sani. Come vi dicevo, nel 1591 ce ne sono pochi di lebbrosi, ma hanno molte rendite, perché a Venezia vi era un'organizzazione della carità cristiana che assicurava che la volontà dei testatori fosse rispettata e quindi faceva confluire le donazioni ai loro ospedali, ai luoghi di carità che indicavano. Non solo, ma i procuratori di San Marco, che era una suprema magistratura molto importante, molto influente, era a vita, erano dei senatori di solito che erano i più moralmente integri, che dovevano garantire che le donazioni fatte venissero gestite per il loro scopo. Quindi doveva garantire il vincolo morale. E lo faceva come i procuratori di San Marco. Quindi si ritrovano nel 1591 con un problemino non da poco il Senato, cioè con un'isola piena di lasciti, piena di rendite, perché accumulate nei secoli per la carità cristiana, con praticamente quasi nessun beneficiario, perché i malati non c'erano più, e con i direttori che si davano la pazza gioia. Quindi inchiesta, sprecavano, e scoprono la cattivissima amministrazione. Allora, dibattito, come convertire questa istituzione? In questa epoca, nella seconda metà del Novecento, c'è un grosso problema, quella dei mendicanti. Dalla fine del 400, le guerre, le carestie, le invasioni, le calate dei lanzichenecchi e così via, creano fame e creano mendicità. Torme di poveri, dalle campagne messe a ferro e fuoco, che nulla più possono dare, si riversano sulla città. E cosa fanno? Mendicano. E quindi si attivano delle epidemie di tifo esantematico e delle epidemie di peste. Come reagire? Cercare di creare delle nuove istituzioni per il controllo sociale. L'isola di San Lazzaro è ricca
è vuota, si pensa nel 1594 di metterci i mendicanti. Ma la soluzione non funziona. Perché? Perché sono decentrati. La logica utilitaristica e pragmatica dei veneziani era sempre stata quella di risolvere i problemi, ma non creando delle voragini come investimenti. I mendicanti, e parliamo dei mendicanti veneziani, devono essere assistiti, rieducati al lavoro e devono essere integrati. Quindi ci si rende conto che la soluzione non va assolutamente. E allora si pensa di trasferire la struttura nel centro abitato. Nel centro abitato la scelta cade su Santi Giovanni e Paolo. C'era la Basilica e c'era la Scuola Grande di San Marco, ma dietro c'era la laguna. Ma proprio nel 1594 c'è un proto del magistrato alle acque, Cristoforo Sabadino, che porrà mano alle difese della città di Venezia, creando una serie di fondamente, le zattere e le fondamente cosiddette nove, che costituiscono un argine, una delimitazione all'arcipelago che ormai è diventato un corpo urbano grazie ai ponti che hanno collegato tutte le isole. Quindi viene fatta un'operazione importantissima dal punto di vista idraulico, cioè si creano le fondamente nuove e su quello spazio, perché no, il Senato decide che sorgerà l'ospedale di San Lazzaro. Questa è un'immagine ovviamente già della chiesa, il progetto già della chiesa, e questa è la chiesa con le due ali dell'ospedale di San Lazzaro, che prenderà il nome di San Lazzaro e Mendicanti, proprio per rispettare la volontà dei donatori che avevano voluto lasciare i loro beni non ai mendicanti, ma ai malati di San Lazzaro. Quindi la lezione corretta non è questa che è posteriore, chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, ma noi lo ritroviamo anche in tutti i documenti originali, citata come San Lazzaro e ospedale di San Lazzaro e Mendicanti, perché si sono unite le due finalità in un'unica istituzione per giustificare l'affluenza di tutti i lasciti che erano stati fatti al San Lazzaro, all'ospedale. E negli statuti, non a caso, i primi che saranno beneficiati saranno i malati di lebbra e di malattie della pelle, non la sifilide perché veniva curata invece agli incurabili. E poi ci sono ovviamente i mendicanti. E quali saranno i mendicanti scelti per essere rieducati al lavoro e per essere assistiti? Gli impotenti e inabili, cioè quelli che non sono in grado di mantenersi nelle loro case, i veneziani, che avranno diritto a questo tipo di ricovero, che sarà anche coatto all'inizio, non è che siano felicissimi di andare nell'ospedale, ma in realtà poi la vita all'interno dell'ospedale è una vita che si compenetra con quella della città, tant'è che confluiscono dei giovani, dei bambini che verranno educati al canto. Perché una delle scelte di business degli ospedali veneziani è quello di creare delle messe solenni, di avere delle cantorie, di attrarre dei musicisti di fama, Vivaldi o Galuppi, qui Galuppi ad esempio, e di far sì che insegnassero agli orfani e ai poveri che per rovesci finanziari magari arrivavano perché la famiglia o perché il padre moriva in guerra e quindi erano destinati a andare sulla strada e quindi venivano educati al canto. E succedeva che quando le fanciulle avevano veramente una voce d'angelo e trovavano anche marito, perché non è che dovessero rimanere dentro all'ospedale, alcune li ponevano anche a servizio, altri magari ammagliavano dei patrizi, non succedete anche che
alcune sposarono dei patrizi e allora siglarono dei patti, dei contratti che non avrebbero mai cantato per altre istituzioni esterne all'ospedale. Quindi questa fu tutta una serie di accorgimenti per far sì che da una parte all'interno con telai si producessero dei tessuti, si producessero, intrecciando vimini, dei cesti e altri materiali e d'altra parte però anche c'era questa compenetrazione col tessuto sociale esterno, perché si mettevano le giovani a servizio nelle patrizie e nelle famiglie patrizie e quindi si facevano appunto queste messe solenni e i ricchi mercanti pagavano gli scranni. Alcuni di questi ricchi mercanti pagarono anche la stessa costruzione della chiesa e dell'atrio. Fra l'altro Giuseppe Sardi su disegno del padre Antonio realizzò la chiesa ormai nel 600 avanzato. All'interno c'è un bellissimo monumento ad Alvise Mocenigo e ha una caratteristica, cioè quella di avere un atrio che aveva la funzione di isolare acusticamente la chiesa dal chiassoso Rio dei Mendicanti. Nell'atrio sono ricordati due mercanti, Bartolomeo Bontempelli e Domenico Biava, che avevano finanziato appunto la chiesa e l'ospedale. E l'atrio aveva anche lo scopo di dividere il chiostro delle donne dal chiostro degli uomini. E nel chiostro di sinistra c'è un bellissimo pozzo che fu progettato da Baldassar Longhena, in cui troviamo la parsimonia, quella fanciulla che sta versando l'acqua, perché l'acqua era estremamente rara a Venezia. E infatti anche l'altro pozzo, nell'altro chiostro, praticamente la chiesa divide i due chiostri simmetricamente e quindi sia i maschi che le femmine potevano confluire alle messe e potevano anche chiedere l'elemosina nell'atrio. Quest'altro pozzo è pure interessante, è sempre seicentesco e vediamo appunto il lato della chiesa. Questi sono i chiostri e questo è sempre il monumento del Mocenigo dall'interno. È un monumento che fa da barriera fra l'atrio e la chiesa e il Mocenigo fu un eroe della guerra di Candia, tant'è che quando fu colpito a morte e morì, addirittura i nemici trascinavano le loro bandiere sull'acqua in segno di riconoscimento del suo valore. Questa è l'immagine del chiassosissimo e popolato Rio dei Mendicanti, dove si svolgeva appunto una vita piuttosto rumorosa, ecco perché il doppio atrio. E queste sono le immagini delle pute del coro. Quando Rousseau venne a Venezia e venne a sentire proprio il coro dei mendicanti, restò ammaliato da una voce d'angelo e chiese ai responsabili di fargli vedere quel volto che avrebbe dovuto essere il volto appunto angelico e restò molto male quando vide un visino butterato dal vaiolo. Il vaiolo fu appunto la prima sperimentazione condotta nell'ospedale di San Lazzaro ai Mendicanti. Vi dicevo, era organizzato come un contenitore d'ancien régime, come un contenitore di varia e eterogenea marginalità, di persone che avevano bisogno di assistenza al di là della loro condizione fisica. È vero, c'erano i vecchi impotenti inabili, ma poi c'erano persone che erano collegate dalla povertà, e i bambini orfani ad esempio, no? Però nel 1768 il magistrato alla sanità vuole provare la prima inoculazione del vaiolo e lo fa proprio nei locali dei mendicanti. Invita la popolazione a portare i propri figli, offre delle ricompense in denaro, in abiti e vitto e alloggio per un certo numero di giorni, quelli della sperimentazione, perché l'inoculazione si faceva prendendo della marcia da una pustola di un ammalato e immettendola nel braccio o nella gamba di un bambino sano. Un bambino sotto
i 14-15 anni, c'è un bambino piccolino, poi sarebbero stati a vedere il decorso della malattia, che avrebbe avuto un decorso lieve e che però avrebbe immunizzato quei bambini per tutta la vita. Il dibattito era stato un dibattito illuministico che era cominciato all'inizio del Settecento e quindi i provveditori della sanità, dovendo scegliere un luogo dove sperimentare questa inoculazione, lo fanno proprio agli mendicanti. E è interessante questo perché segna come la vocazione ad una trasformazione in senso prettamente sanitario, che sarà una trasformazione che avverrà poi più tardi. Vi devo anche segnalare che sia agli incurabili sulle zattere che all'ospedaletto si sta avvertendo questo clima illuministico e quindi si stanno potenziando varie cure sperimentali contro la scabbia oppure diciamo anche cure chirurgiche, ma sempre sono delle nicchie all'interno di organizzazioni di ancien régime che tali restano. Questi sono i capitoli che disciplinavano la vita degli ospedali. Allora le arti, come gli ospedali, come le scuole grandi, a Venezia erano regolate da capitoli, da regole che erano fissate in vari capitoli. Questi sono quelli della veneranda congregazione dell'ospitale, vedete, di Santo Lazzaro e Mendicanti. Ma tutto ciò, a parte la crisi economica in cui vertano tutti gli ospedali veneziani alla fine del Settecento, ma che è una crisi economica che stanno vivendo tutte le istituzioni dell'Occidente cristiano, perché c'è una trasformazione in atto, ci sarà la Rivoluzione francese, ma c'è anche il bisogno di organizzare un'assistenza sanitaria e quindi di avere all'interno degli ospedali queste specializzazioni sanitarie proprio per l'affermarsi della ricerca scientifica e medica. E interviene la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese che sconvolge la Francia, ma arriva con le truppe napoleoniche e con la municipalità provvisoria. Se questa è la pianta del nostro ospedale, vedete, con i suoi due chiostri, la chiesa in mezzo, bene, questa pianta sarà destinata, dopo il 1797, con la municipalità provvisoria, a subire una modifica radicale, perché sarà integrato l'ospedale con il convento dei Domenicani. Che cosa succede? Il convento dei Domenicani era di origine trecentesca, era contiguo, come noi sappiamo quando andiamo nel nostro ospedale. A sinistra vedete la lunga manica dei Domenicani, a destra la sala e sotto il quadro di Veronese. I Domenicani erano una potenza a Venezia, ma soprattutto erano una presenza culturale importantissima. Erano collezionisti, erano anche un po' in odore di eresia. Non dimentichiamo che uno dei Domenicani fu l'autore della Ipnerotomachia Polifili, cioè una delle opere delle origini del Rinascimento, un incunabolo che troviamo in Marciana e che è un'opera paganissima nella sua realizzazione sia iconografica che anche nella narrazione di questo sogno erotico e quindi è una citazione del paganesimo che attiva tutta una serie di pubblicazioni nella nostra editoria veneziana che saranno quelle che schiudono il grande Rinascimento veneziano. E fu proprio un frate dei Domenicani a scriverlo, anche se è stato contestato e ne vogliono attribuire ad altri la paternità. E poi non dimentichiamo, erano dei raccoglitori di opere d'arte, erano anche dei committenti. Si prendono Paolo Veronese e gli fanno fare il convito in casa di Levi, ma non era il convito in casa di Levi, era l'ultima cena. Ma il Veronese la fa in maniera così sbrigliata che l'Inquisizione veneziana
gli chiede conto di alcune licenze poetiche troppo licenziose, per esempio di mettere nani e pappagalli, ma non solo, ma di mettere anche i 2 centurioni che hanno bruciato proprio il convento e così via. Ma soprattutto io in un articolo che avevo scritto avevo anche sottolineato che era davvero eretico in questa cena, perché ci propone un Cristo che è distratto da un'umanità che lo coinvolge, lo affascina. Questo è un uomo che è coinvolto in una cena di amici, in una commensalità che lo seduce e che quindi lo distrae dalla sua missione. Ma al di là di queste lucubrazioni, questo è un capolavoro che viene fatto su commissione dei Domenicani, che trascinerà il Veronese davanti all'Inquisizione. Lui si difenderà dicendo gli artisti sono un po' come i matti, fanno un po' di tutto, ma non sono responsabili, e saranno proprio i domenicani che gli suggeriranno di lasciare tutto così. Basta cambiare il titolo, non l'ultima cena, il convito in casa di Levi. Questa è la ricostruzione di com'era la sala del convitto. Pensate il piacere per i domenicani di poter cenare e pranzare davanti a quell'opera d'arte meravigliosa. E questi poi sono è lo scalone dell'Onghena, altro autore non da poco, che nel 600 è uno degli scultori che gestisce il restauro del convento. Questo scalone è la metà dello scalone che troviamo a San Giorgio, nell'isola di San Giorgio, che invece è raddoppiato. È estremamente bello, la sua monumentalità è affascinante e anche sono affascinanti i pavimenti policromi, che sono veramente pregevoli. Questa è la lunga manica con tutte le cellette dei domenicani e la biblioteca. Vi dicevo, collezionisti di incunaboli, di libri, oltre che scrittori sopraffini. La biblioteca era talmente importante che quando il Bessarione dona tutta la sua collezione di codici greci a Venezia, il Senato pensa di darli alla biblioteca dei Domenicani e di trasformare la biblioteca dei Domenicani in biblioteca marciana. Poi invece pensa che la culla del sapere sta meglio in piazza San Marco e infatti incaricherà il Sansovino di creare la sede della Biblioteca Nazionale Marciana. Ma la biblioteca, come viene restaurata dai Domenicani nel 1680, 60-80 ci impiega un bel po', è veramente un'opera d'arte. Non solo un'opera d'arte, ma anche un'opera di poesia, perché c'è un teologo, tale Giambizio, il quale incarica Federico Cervelli di dipingere sul soffitto della biblioteca il timore, la prudenza e la sapienza. Perché timore, prudenza e sapienza? Perché il sapere, la sapienza, lo studio può diventare arroganza e quindi deve essere moderato dalla prudenza e dal timore di Dio. E non basta solo questo, ecco, questa per esempio è la prudenza, ma abbiamo il disegno programmatico della biblioteca che viene poi proposto dal Coronelli, che aveva tutta una narrazione, per cui si andava per consultare i libri che erano sugli scaffali, ma in realtà sopra c'erano tutti i padri della Chiesa raffigurati dentro a quei fregi lignei. E subito sotto c'erano tutti i domenicani dell'ordine che avevano avuto molta sapienza, molta cura, avevano scritto, quindi erano dei domenicani sapienti, del resto quella era una biblioteca. E sotto, fra gli scaffali, sotto le finestre, perché c'erano anche le luci che facevano entrare la luce dall'esterno, dei telamoni incatenati. Queste statue potenti, grandi, che rappresentavano le varie eresie. Ecco quindi la narrazione di chi andava a studiare, però con prudenza, con timore, per accedere alla sapienza, e che poteva vedere i padri della Chiesa, poteva vedere i saggi dell'ordine domenicano e i telamoni dell'eresia. Questa era una biblioteca
bellissima, e infatti la demolirono in epoca napoleonica. Vennero razziati i manoscritti, i libri, per fortuna alcuni, i più preziosi, erano stati già messi in salvo perché c'erano stati dei fatti, un po' dei furti, e quindi la Repubblica aveva mandato il bibliotecario della Marciana a prendere gli incunaboli più importanti. Siamo nel 1791, quindi 6 anni prima della rivoluzione della municipalità provvisoria. Ma la biblioteca viene praticamente disfatta e venduta per poco, e il legname viene sfasciato, i telamoni sono praticamente venduti a pezzi, ne restano solo 2 al Victoria and Albert Museum di Londra. Questi sono dei modellini che abbiamo alla Cadoro, alla collezione al Museo Franchetti della Cadoro. Sono in scala piccola, ma ci danno l'idea della bellezza, della potenza che sprigionava da questi telamoni, costretti a sorreggere appunto la biblioteca e incatenati dalle loro eresie. Questo è quello che resta, cioè sfasciarono la parte inferiore. Per fortuna la parte superiore ci resta ancora. Ma andiamo avanti col nostro convento dei Domenicani. Perché ve ne sto parlando in un corso di storia della sanità? Perché il convento dei Domenicani poi viene aggregato all'ospedale di San Lazzaro ai Mendicanti. E la chiesa che è segnata in pianta era la Cappella della Pace, era una deliziosa chiesa che anche questa viene demolita, e l'altare sarà venduto nel 1825 a Trieste e si trova nella chiesa di Barcola, a Trieste. Tanto per dire che fine fecero le opere d'arte e soprattutto il problema della secolarizzazione dei conventi. Ma anche il convento dei Domenicani non era un luogo impenetrabile, ma era un luogo che interagiva con la città. Per esempio c'era la scuola dei tipografi nella chiesetta nella cappella di San Nicolò, che voi potete ancora vedere, dove si va a fare il ticket oggi. E i pozzi. Non dimentichiamo, Venezia è in acqua ma non ha acqua dolce, queste grandi cisterne che erano sia dell'ospedale di San Lazzaro che dei mendicanti venivano aperti in epoca in cui mancava l'acqua anche al popolo dei veneziani, che ne aveva bisogno e che non possedeva, come i patrizi, delle cisterne private. Bellissimo, questo è il più grande della città di Venezia. E c'è rimasta della Cappella della Pace solo questo bassorilievo, che è stato poi spostato, probabilmente per salvarlo, e che si ritrova fra la Scuola Grande di San Marco e l'ingresso di uno dei chiostri dell'ospedale di San Lazzaro ai Mendicanti. Raffigura la Madonna della Pace, è del 400, la figura della Madonna della Pace fra San Marco e San Domenico. I domenicani, appunto, erano quelli che l'avevano commissionata. Ma torniamo alla nostra pianta. Allora, ospedale di San Lazzaro e i Mendicanti, il convento di San Domenico e la Scuola Grande di San Marco. La Scuola Grande di San Marco, una delle scuole emblema della Serenissima. E che cos'erano le scuole? In 2 parole, degli ammortizzatori sociali, cioè servivano per far sì che i confratelli, che erano di solito dei cittadini ricchi che avevano fatto fortuna, si consociavano e creavano queste associazioni di mutuo soccorso per assistere quelli di loro che fossero caduti in miseria, e anche per creare tutta una rete assistenziale in città, gestendo delle case per i poveri, degli ospizi e così via. Avevano anche dei medici che assistevano gli ammalati e organizzavano i funerali per quelli di loro che non potevano pagarselo, appunto, per rovesci economici. Ma queste sono solo alcune delle funzioni. Ma la cosa importante è che le scuole grandi, assieme alle Fraterne dei Poveri, assieme agli ospedali, crearono una rete di assistenza e di controllo sociale in questo arcipelago che
al di fuori della sua laguna aveva realtà diversa, aveva un'altra realtà e quindi bisognava controllare che i rapporti fra, uso una parola moderna, fra classi sociali non venissero alterate. I rapporti cioè fra ricchi, poveri, fra artisti, quelli che lavoravano e che producevano le opere materiali, mercanti e cittadini, quindi burocrati, non venissero alterati. E questo garantì in realtà la pace e evitò rivoluzioni che invece accaddero in altri posti d'Italia ed Europa. Qual è l'origine, in breve, della Scuola Grande di San Marco? Nel 1259 arrivano queste confraternite di flagellanti. Il Medioevo è così. Ci sono dei picchi di fanatismo religioso per cui l'Italia viene percorsa dal centro Italia verso il nord da questi flagellanti che espiano per i peccati di tutti. E quindi nascono anche a Venezia. Ma a Venezia c'è un humus culturale un po' diverso. I flagellanti in poco tempo, le scuole di questi flagellanti, queste confraternite, si trasformano in scuole grandi. Cioè, cominciano ad acquisire una funzione socio-economica che è quella pratica e pragmatica che vi ho detto io. Cioè non è da espiare, ma è da organizzarsi per cercare di garantire il benessere sociale, l'assistenza, il mutuo soccorso. Ecco quindi che nel 1437 questa confraternita di flagellanti, una delle varie confraternite che sorgono in città, si trasferisce nella zona di Santi Giovanni e Paolo e crea questo edificio, che è un edificio gotico molto importante, diventa una presenza fondamentale vicino a quella dei Domenicani. Ma il 31 marzo 1485 i confratelli si riuniscono, ci sono le tende, ci sono le candele, pensano di aver spento le candele, si alza il vento, va tutto a fuoco. Il Senato si muove perché le scuole grandi erano sotto il diretto controllo del Consiglio dei Dieci, che si rendeva conto dell'importanza politica di avere queste organizzazioni nel tessuto urbano. E dunque il Senato fa dei prestiti, dà del denaro perché la scuola possa risorgere, la scuola grande possa risorgere e risorge con le migliori maestranze dell'epoca. Usa i Lombardo che stanno lavorando alla vicina chiesa dei Miracoli, usa Mauro Coducci perché i lavori vanno a rilento e nasce la scuola grande che conosciamo noi, la facciata della Scuola Grande di San Marco. L'interno, lo stesso, viene commissionato ai migliori pittori e i soffitti ai migliori intagliatori, Biagio e Pietro da Faenza. Questa è della sala dell'albergo, 1503, ma la sala del capitolo. Quanti erano i confratelli? Arrivano anche a essere 500-600. E quindi ecco l'importanza della sala dell'albergo, dove si teneva il tesoro, e la sala invece, la grande sala del capitolo. Questa ancora, vedete, ci sono le librerie della biblioteca dell'ospedale. E anche nel soffitto della sala del capitolo noi abbiamo questi intagli meravigliosi. Un piccolo particolare, poi passo perché non è una lezione di storia dell'arte, ma è una lezione di storia dell'assistenza. Questo signore che è al centro in abiti cinquecenteschi, è come se noi commissionassimo oggi, non so, una crocifissione e ci facciamo rappresentare in jeans messi in mezzo al popolo dei centurioni, no? Ecco, così fece questo Tommaso Rangone, che era ferrarese, era un medico, era un uomo molto importante, un saggio, si occupava di arti esoteriche e fu guardian grande della scuola. Tant'è che quando commissionò a Tintoretto il ciclo degli affreschi della storia di San Marco, guarda caso in un po' di questi teleri, scusate, non affreschi, in questi teleri
c'era sempre lui di mezzo, nel miracolo del salvataggio dell'annegato, nel miracolo dello schiavo e così via. Tant'è che i confraterni, quando si vedono recapitare queste opere che incensano il Guardian Grande, gli fanno riportare dal Tintoretto e dire cancelli. Poi dopo, alla fine, il Guardian Grande resterà, anche perché lui aveva contribuito a pagare queste opere. Ma questo è un piccolo particolare di come queste istituzioni fossero delle istituzioni importanti, importantissime dal punto di vista politico. Non dimentichiamo, quando c'è l'interdetto all'inizio del Seicento a Venezia, non si doveva celebrare nessun rito, eppure si fanno delle processioni meravigliose per il Corpus Domini, ci sono tutte le scuole grandi con i loro ori, i loro argenti, il loro sfarzo, quindi sono una componente importante sia nella tutela degli assetti economici, ma sia anche come rappresentanza dello Stato. E secondo alcuni storici, e io concordo con loro, la presenza di queste istituzioni garantì che non ci fosse mai quel malessere che poi scaturì in rivoluzioni né in altri luoghi. Perché? Perché si affidò a questa fascia di cittadini, di persone che avevano una potenza anche di fuoco economico, si lasciò loro anche il potere di organizzare non solo il mutuo soccorso, ma anche l'assistenza, perché gestirono delle fasce importanti dell'assistenza e anche apparirono vicino al Doge e vicino alle istituzioni. Quindi ebbero il loro ruolo sociale piuttosto importante. Ma tutto questo si disgregò. Quando? Quando nel 1797 cade la Repubblica e si realizza la municipalità provvisoria. Dura poco, per fortuna, perché voleva cancellare tutto. Allora, a livello sanitario, però, assume le idee della Rivoluzione francese. L'invalido deve essere assicurato nella sua sussistenza dalla patria, perché solo i tiranni ammettevano al nome di soccorso il titolo di carità. Quindi la municipalità vuole creare una grande casa patria che, guarda caso, insiste proprio nel posto del nostro ospedale di San Lazzaro ai Mendicanti, ma va dalla scuola grande di San Marco, ospedale di Mendicanti, fino all'Arsenale, comprende la Cavallerizza, San Francesco della Vigna, cioè deve essere un grosso contenitore di marginalità, diremo oggi, che diventa una casa patria, perché bisogna contrastare la lebbra della mendicità oziosa, cioè bisogna soccorrere i poveri, ma anche insegnar loro il lavoro, e bisogna fornire servizi sanitari. Su questo la propaganda, diciamo, filo rivoluzionaria diceva che gli stati di ancien régime non avevano assistito i poveri. A Venezia non fu così. Si fornivano addirittura le medicine gratis attraverso la fraterna di Sant'Antonin, che era i Greci. C'era una rete di assistenza gratuita, diremo oggi ambulatoriale. Quindi questi che venivano a Venezia scoprivano l'acqua calda a Venezia, però ormai gli assetti repubblicani erano crollati. Fatto sta che la municipalità provvisoria dura poco e arriva il governo austriaco. Il governo austriaco, finalmente, gli Asburgo coronano il sogno che avevano sempre avuto, cioè quello di avere una Venezia suddita, perché Venezia era sempre stata per gli Asburgo il modello istituzionale e assistenziale ideale, con la sua burocrazia articolata ma estremamente funzionante. Ma dal 98 al 1806 si reinstaurano il Regio Supremo Tribunale di Sanità e recuperano tutte quelle leggi che avevano fatto i provveditori della sanità. Ma purtroppo al governo austriaco si avvicenda il peggio del peggio, cioè di nuovo i francesi.
E il periodo dal 1806 al 1814 sarà il più deleterio e rovinoso per la città di Venezia. Vengono soppresse chiese e monasteri che vengono depredati di tutto, o quasi. Però si creano due ospedali, l'ospedale civile e l'ospedale militare. La Scuola Grande di San Marco diventa una caserma, l'ospedale di San Lazzaro ai Mendicanti nel 1806 avrà la prima cartella clinica, sarà ospedale militare, perché i francesi bruciano le vite con le loro guerre e quindi ecco che creano ai mendicanti l'ospedale militare. Arrivano nel 14 la dominazione austriaca, prima e seconda, non vi sto a raccontare la storia perché la sapete, ma proprio durante la dominazione austriaca ci si rende conto che l'ospedale militare ha un sacco di spazio, perché c'è il San Lazzaro ai Mendicanti, c'è la Scuola Grande di San Marco che è ridotta ormai, depredata di tutte le opere d'arte, a sudicia caserma, come dicono letteralmente. C'è il convento dei Domenicani che ormai anche quello è stato praticamente raso al suolo, la scala per esempio dei Coducci non c'è più, non c'è più la Cappella della Pace, non ci sono più opere d'arte né nulla e quindi si pensa di fare un unico ospedale, ma è talmente grande che si fanno confluire i civili che erano gli incurabili. Sono stipati, non ci stanno più, invece i militari sono poveri, ecco lo scambio. E dunque dal 1814 fino al 1866, va bene, c'è la dominazione austriaca, ma nel 1819 l'ospedale San Lazzaro ai Mendicanti con gli altri due complessi monumentali diventano ospedale civile e si avviano a diventare la macchina della salute per la città, per i veneziani. Queste sono delle immagini della fine del Settecento che mostrano le pratiche chirurgiche che vengono attuate ovviamente prima per dei soldati ammalati e poi sulla popolazione. E che cosa ci resta dell'organizzazione? Ci restano degli strumenti, fortunatamente che io ho messo in salvo ancora nell'85 con l'economo dell'ospedale perché erano rimasti lì, e restano i regolamenti che ci spiegano come hanno cominciato a funzionare questi inizi della medicina moderna. Ecco, vedete, a sinistra c'è il foglio con il regolamento, non sono i capitoli come della Repubblica, sono le regole. E a destra, voi vedete, sono dei cucchiai per imboccare le isteriche, cioè i malati di mente che non volevano nutrirsi venivano imboccati a forza con questi cucchiai che avevano un coperchio, si metteva il cibo, si chiudeva e poi glielo si infilava a forza nella gola. Questo è un trapano, questo è bellissimo, è della fine del Settecento, inizio Ottocento, un trapano per il cranio, per la traponazione del cranio. Fa parte del patrimonio dell'ospedale civile. E nel 1825 viene riconosciuto come ente scientifico, cioè diventa autonomo dalle opere pie. E si incarica un medico, questo Giambattista Pozniak, il cui nome tradisce le sue origini, detto Duca, di fare un progetto di rilancio per un nuovo ospedale che sia all'altezza della modernità. E lui decide che deve diventare la sede non solo di tutti i malati, ma anche di tutti i pazzi che provengono dalle province venete, Dalmazia e Tirolo. Ce ne sono tanti di matti in giro nel Veneto, perché la pazzia è provocata dalla pellagra, la malattia dei poveri che dovevano alimentarsi solo di polenta perché non avevano altro, non avevano vitamina C, non avevano vitamine, a forza di mangiare polenta andavano in avitaminosi e quindi il decorso della malattia era caratterizzato da 3D: dermatite, diarrea, demenza.
e l'ultima fase era quella della demenza. E questo fatto di rastrellare da tutto il Veneto i malati di mente comportava che molti erano pelagrosi e dovevano essere portati nei manicomi. Tra l'altro la psichiatria comincia ad avere un grandissimo successo e molti di questi guariscono perché basta un po' di dieta un po' più ricca e infatti nelle cartelle cliniche poi troviamo anche questi che arrivano con l'occhio ormai spento e che poi riescono anche a guadagnare la salute. Ma l'attrezzatura manicomiale non era poi così eccellente. Fatto sta che questo accentramento che avviene nel 1827 ha l'aria di un girone dantesco, un girone infernale, perché arrivano da tutto il Veneto, Dalmazia e Tirolo, gli imbarcano in barconi, non sanno dove andare, è un caldo terribile perché è l'agosto, e alcuni vanno a San Servolo, vengono respinti e arrivano insomma altri restano, dicono, nelle paludi perché si inseccano e restano lì 2 giorni senza cibo. Insomma, intanto Pozniak ha accettato il ruolo di direttore dell'ospedale di Milano. Polemiche a non finire e poi alla fine si creerà all'ospedale civile una parte manicomiale, che la vediamo ancora, che fa angolo sulle fondamenta 9, e questa è del 42, e come vedete per le malattie mentali ci sarà un bel numero di pazienti, ma si risolverà anche destinando i più furiosi, i meno contenibili, all'isola di San Servolo. Si cercherà di organizzare la follia contenibile più calma al civile e la follia invece irrefrenabile a San Servolo. Dopo la successiva divisione sarà quella delle donne al civile e dei pazzi, furiosi e non, a San Servolo, finché poi non si creerà San Clemente. E i regolamenti ci raccontano un po' di storia, ma guardate solo così en passant il regolamento del 1833, epoca austriaca, 574 articoli per il funzionamento sanitario. Questi avevano l'estasi amministrativa. È una cosa così, ho provato a leggerla, è terribile. 50 articoli per le istruzioni per i dirigenti, 69 per gli amministratori, decine di moduli e tabelle. Questa sarebbe l'origine dell'ospedale moderno, medico moderno. E il personale era formato da 2 primari medici, 2 primari chirurghi, un reparto di partorienti e un reparto di malati di mente, come vi avevo detto. Interessante però che nel 1841 si crea, come a Vienna, la scuola ostetrica per le mammane, cioè per le levatrici. Poi si creerà la sala anatomica e poi ancora, questo è molto interessante, dal 32 al 52 un reparto israelitico, perché la comunità ebraica chiede di avere un reparto con un guardiano che garantisca la cucina kosher, che garantisca anche le preghiere, e questo viene realizzato. Questo è un bellissimo messaggio che poi però in epoca fascista scomparirà assolutamente. Nel 1856, date solo un'occhiata per scorrere, i primari medici sono diventati 5, i chirurghi 3, un professore di clinica ostetrica, un chirurgo primario oculista onorario, 16 secondari, 4 chirurghi praticanti, 2 mammane, 40 infermieri con 2 capi, 60 infermiere con 8 suore. Cioè a metà dell'Ottocento, siamo già dopo anche i 48, noi abbiamo già impostato un ospedale di tipo moderno. Qualche immagine, la scuola clinica, Regia Scuola Clinica e Ostetrica per le levatrici viene aperta nel 41 e sarà dura, perché ci vanno solo le povere, perché da secoli a Venezia, non solo a Venezia, in tutto l'Occidente, si partoriva in casa. Erano solo le povere o le illegittime che andavano a partorire negli ospedali. E quindi ci deve essere tutta un'operazione culturale per indurre le persone a partorire, perché altrimenti la scuola
non ha di che addestrarsi. Ecco quindi, vedete, una visita molto pudica e questa immagine del Grevenbroich ci mostra invece come si partorisse a Venezia e si partoriva ancora nell'Ottocento. La levatrice andava con la sua sedia da parto, che era caratterizzata così, che usava la legge di gravità per far nascere il bambino, oppure se la partoriente era particolarmente grassa, ecco che la si reclinava e la si faceva partorire distesa. Questi erano tutti i vari tipi di parto, podalico, vedete, di testa e così via, e questi erano i libri sui quali le mammane si istruivano. Ma dal 1841 ecco che viene richiesta allora la scuola per le levatrici, la frequenza. E cosa interessante, dei pochi registri che ci restano, che sono proprio della metà dell'Ottocento, andavano a partorire nella scuola, nell'ospedale, proprio le allieve levatrici, che erano quelle quindi che avevano più fiducia nel parto in ospedale, mentre invece le persone più abbienti restavano in famiglia. Interessante, l'esplorazione ginecologica, che si eseguiva così, era da effettuarsi con dovuta parsimonia e decenza, senza possibilmente denudare le parti vereconde. Siamo nell'Ottocento, ma soprattutto le partorienti dozzinanti potevano sottrarsi alla esplorazione ginecologica, le povere no. Le legittime, però, interessante, in quel regolamento primo del 1833 c'era un articolo interessantissimo, perché si stabilisce che per contrastare gli infanticidi, le puerpere, anzi le partorienti illegittime, possano rimanere velate per tutto il tempo del ricovero, in modo che una volta partorito possano affidare il frutto del loro peccato a mani accorte che l'avrebbero portata alla pietà. Quindi questo era un modo per contrastare l'infanticidio. Queste sono delle immagini appunto del parto e qualche dato così, 1881 di 3.771 nati a Venezia, pensate ai numeri di oggi, ne sono nati tanti, solo 246 videro la luce in ospedale, quindi le donne non erano ancora già a fine dell'Ottocento molto propense a servirsi dell'ospedale. E questi sono degli strumenti che ci sono rimasti. Quel bacino era usato per l'addestramento, per la scuola, e quel forcipe era usato, l'avete visto? Ce l'ha in mano il medico, il forcipe, che tanti danni ha fatto nei nascituri. E ancora abbiamo le immagini di come si doveva usare per appunto istruire le levatrici nella fisiologia femminile. E non è un caso che proprio in una scuola delle levatrici, ma di Vienna, e nella clinica ostetrica di Vienna, ci sia stato un medico perseguitato fino a morte dai suoi colleghi, Ignazio Filippo Semmelweis, che nel 1948 scopre che la scuola era divisa in due sezioni, la clinica, quella dove andavano i medici e quella dove andavano solo le ostetriche. In quella dove andavano i medici, le partorienti, le puerpere, morivano a nastro. In quella dove andavano solo le ostetriche, le partorienti, le puerpere, andavano via con le loro gambe. Allora comincia a studiare, comincia a lavarsi le mani, mette un lavabo e comincia a dire ai colleghi: lavatevi le mani. Questi lo perseguitano finché riesce a essere cacciato. E invece lui aveva finalmente scoperto che la asepsi poteva salvare le donne dalla febbre puerperale. Perché? Perché i medici passavano dal tavolo anatomico alla visita delle pazienti o facevano nascere i bambini con quelle mani sporche che erano foriere di morte. A Glasgow, Giuseppe Lister usa l'acido fenico in soluzione polverizzato, nasce l'antisepsi. Semmelweis scopre la asepsi, cioè la pulizia, la forza della pulizia per prevenire, e si comincia a scoprire tutto un nuovo settore per evitare la morte dei pazienti a causa della sporcizia dei batteri, del mondo invisibile. E quindi si arriverà alla sterilizzazione, ma anche
ci sarà molta più attenzione per le lavanderie, per i luoghi dove si pratica la pulizia quotidiana di tutto ciò che tocca il paziente. Ma ci sarà un'altra rivoluzione, non solo quella dovuta alla sepsi, all'antisepsi, quella dovuta alla lotta al dolore. Pensate, la scena operatoria era una scena truculenta. Guardatela qua, mani nude, una serie di nerboruti aiutanti che dovevano immobilizzare il paziente sperando che poi svenisse presto, perché se questo restava cosciente continuava a muoversi. E il chirurgo doveva segare, magari doveva fare anche non solo delle operazioni di amputazione così grossolana, ma anche operazioni più precise. Un nostro chirurgo dell'ospedale civile, Tommaso Rima, svizzero, devono aprire primario, che sarà quello che fonda anche i bagni in bacino di San Marco, no? E che appunto sostiene l'importanza della balneazione per il recupero e la riabilitazione. Lui è un chirurgo, ma non resiste alla impressione delle urla del paziente e gli aprono 2 inchieste perché ne manda all'altro mondo, un paio. E pensate la rivoluzione che viene comportata dall'introduzione dell'anestesia. Non solo, ma queste sono scene, questa ottocentesca, quella di prima settecentesca, questa ottocentesca, di una sala operatoria. I chirurghi in prêt-à-porter, con le scarpine, con i loro fiocchetti, con solo dei grembiuloni e sempre con questo rapporto ravvicinato con il paziente per tenerlo fermo. Fortunatamente le scoperte di Morton, che comincia a estrarre un dente con l'uso dell'etere, poi a Boston con Liz Warren che opera il cranio con l'etere, e poi Simpson in Inghilterra che usa il cloroformio per le operazioni ginecologiche, aprono un'epoca, ma aprono molte chance all'operatore di operare bene e al paziente di poter forse sopravvivere. Queste sono le maschere per etere, cloroformio e anestesia che ancora io ho inventariato e che ci sono nell'ospedale civile, non so se siano ancora esposte, e questa poi è l'evoluzione successiva, cioè finalmente l'anestesia che riesce a creare una atmosfera più serena per l'operatore e sicuramente meno sofferenza per il paziente. Ma passiamo a un'altra grande pratica. Morgagni aveva scritto alla fine del Settecento il De sedibus et causis morbonum per anatomem indagatis, cioè si era cominciato ad usare la morte e l'esplorazione della morte per capire perché i pazienti erano morti, quali erano state le loro lesioni d'organo, e questa pratica, applicata metodicamente negli ospedali, era diventata un modo per conoscere e cogliere i fallimenti delle terapie, ma anche per verificare quelle che erano le lesioni d'organo e quindi per poter cercare di studiare terapie diverse, terapie nuove. E l'ospedale civile di Venezia è molto importante perché crea nel 1871 un ruolo di dissettore anatomico, che vuol dire praticare anatomie per verificare i fallimenti delle cure. E uno di questi fautori della anatomia metodica per i casi di morte sarà Giuseppe Iona. Ma nel 1863, ecco come il nostro ospedale diventa fucina di sapere e di studio e di scienza, fonda la scuola pratica di medicina e chirurgia. È una scuola biennale con 2 semestri che ha lo scopo di preparare i giovani medici laureati a praticare la medicina al letto del malato. Cioè praticamente si integra la preparazione della laurea medica, dell'università, facendo far pratica a contatto degli ammalati. È la clinica. E noi abbiamo i medici dell'ospedale che sono anche i professori di questa scuola. Ecco un'eccellenza che poi caratterizzerà appunto l'ospedale civile. Pensiamo però che ancora ci vanno i poveri nell'ospedale.
Tant'è che nel 1860 viene introdotta una sopratassa sul vino per pagare le rette e poter mantenere i poveri che sono ricoverati nell'ospedale. Poi si istituisce anche la scuola per infermieri e continua la scuola. Queste sono delle immagini, questa degli infermieri. Scuola pratica degli infermieri è importante, anche perché sarà una conquista anche per gli infermieri che vanno in pensione, ci saranno addirittura dei dirigenti come il Pancrazio, che lo trovate citato nell'atrio nell'ingresso dell'ospedale, il quale darà un lascito perché possono andare con una pensione, non andavano con una pensione in sospensione del lavoro. Nel 1923, Elisabetta Nanimo Cenigo, consigliere di amministrazione, fonda la scuola convitto delle signorine infermiere, guardate che deliziose signorine infermiere. E poi c'è l'Istituto Patologico, scusate, che è fondato da Giuseppe Iona. Nel 17 cade una bomba, viene sganciata da un aereo austriaco. Pensate che nel salone e nella scuola del capitolo ci stavano 117 letti. La bomba fa grossi danni. Questo è come sarà poi ripristinato. Questa fotografia mi fu data dal dottor Polichetti, perché quando lui era giovane, ormai lui è morto da mo', che dovrebbe essere uno di quei medici lì in fondo, appunto faceva il giro nella grande sala del capitolo. Queste poi sono delle immagini delle varie sale e una annotazione importante: nasce la radiologia agli inizi del Novecento e il reparto di radiologia userà la grafia, il disegno dei medici per indicare, soprattutto qui si tratta un tumore alla base della lingua, vedete, per indicare il posto in cui vanno infissi gli aghi radioattivi. E questa cura con gli aghi radioattivi dove c'era la massa tumorale risultò efficiente in più di qualche caso, efficace. Infatti io poi lo trovo, ho trovato la notazione anche guarita, soprattutto in questo, cancro della lingua. Il problema è che si ammalavano e morivano gli operatori, perché erano a contatto di queste radiazioni. E gli aghi venivano tenuti dentro questo, isolati, vedete, dentro a questo altare che si trova nella lunga manica del corridoio dei Domenicani. Piccole annotazioni di vita e di scienza che però devono far parte del nostro portato collettivo. E ancora un radiologo importante radiologo ortopedico, fu Francesco Dell'Itala. Lo vedete? È stato immortalato dalla macchina fotografica, non sapeva di esserlo, nel momento in cui usava metodicamente la fotografia per fissare le deformazioni della colonna dorsale, o comunque usò metodicamente la fotografia. Spero che le lastre siano sopravvissute, c'erano più di 300 lastre bellissime in gelatina che testimoniavano questa pratica, che fu molto importante, molto innovativa, perché si potevano verificare tutte le progressioni della patologia. Questo è un piccolo bambino, vedete, anche qui è stata immortalata la suora che cercava di farlo rimanere dritto. Queste sono delle immagini sempre che mi diede Polichetti, che sono le prime trasfusioni nel civile. E arriviamo al Novecento, ci sono le trasformazioni, c'è la scienza medica che progredisce, ma soprattutto c'è l'industria farmaceutica che avanza e le tecnologie che hanno bisogno di nuovi spazi. Ecco che nel 29 si pensa di creare un ospedale nuovo. Il progettista Umberto Fantucci lo progetta enorme, vedete, per la città di Venezia, per tutta la città, per Sacca Fisola. Si fa anche l'investimento, però poi ci vogliono troppi soldi. E allora si decide di fare un nuovo padiglione dentro l'ospedale, di restare nell'ospedale civile. C'è bisogno del padiglione di oculistica e otorinolaringoiatria e lo si crea.
eccolo qua, tra il 31 e il 34. Viene eretto sul fronte Laguna. Il padiglione che poi prenderà il nome di Iona. Questa è la parte sulla laguna e questo è il professor Iona che è in mezzo fra i due assistenti, Giacomo dalla Torre e Mario Bataini. Iona, io ho dedicato, se vi interessa andate a vedere le lezioni che ci sono sul mio canale YouTube, alla storia di Iona, che è una storia commovente, medico ebreo, in realtà un laico, che credeva, il positivista, che ha fatto moltissimo, non si è mai sposato, non ha mai avuto figli, credeva nella scienza e credeva anche nell'aiuto del prossimo. E accettò di fare il presidente della comunità ebraica. Quando nel 1943 arrivarono i nazisti, non volle collaborare, preferì suicidarsi e questa è la lapide che gli dedicarono gli allievi e gli amici in ospedale, che ancora c'è, tant'è che quel padiglione che voi avete visto costruito nel 1934 è stato dedicato al professor Iona, che lasciò la sua biblioteca, la biblioteca di 3 generazioni di medici, perché suo padre e suo nonno erano medici e tutti e 3 amavano la storia di Venezia. Aveva una biblioteca meravigliosa che ha lasciato all'ospedale civile, lasciando poi anche delle altre donazioni. Voi vedete anche l'ex libris con la data del 43, perché si è suicidato nel 43, e lasciando anche una cospicue somme per delle borse di studio per infermieri e per giovani medici che volessero specializzarsi. Questa è l'immagine dei 2 complessi, anzi dei 3 complessi antichi sul basso, poi di tutta la parte che fu costruita sulla cavallerizza nell'Ottocento, lo Iona, che appunto l'otorino laringoiatrico che fu costruito negli anni 30 e infine il Gaggia che fu costruito negli anni 50. La grande macchina per la salute dei veneziani, ecco che aveva moltiplicato i suoi spazi, aveva acquisito nuove tecnologie, aveva affinato nuove specialità. Ma nel 64 comincia l'era degli archi star. Le Corbusier viene chiamato e crea un progetto rivoluzionario che per Venezia sarebbe stato deleterio, perché creare un ospedale su centinaia di pilotti, cioè di paliofioranti, che si trovasse proprio alla testa del Ponte della Libertà, avrebbe costituito avere in 5-10 anni un luogo mefitico dove sarebbero ristagnate le acque e si sarebbe impaludato il tutto. Poi alla fine questo ospedale, che in un luogo bello come Venezia non aveva finestre ma aveva solo luce dall'alto e che era concepito come un laboratorio di salute, ma a mio avviso sarebbe stato un'anticamera della morte, bene, l'ospedale non fu realizzato e invece si realizzò il Semerani Tamaro nel 79 con una revisione di tutto l'ospedale. E qui arriva anche una nuova specializzata in archivistica e paleografia, che sarei io, che comincia a inventariare a tappeto tutto e che segnala l'importanza. Allora nell'85 i patrimoni ospedalieri, gli archivi ospedalieri, la strumentazione si buttava via perché c'era il progresso, quindi si compravano nuove macchine. Il medico era diventato un consumatore di tecnologie che poi andavano buttate per prenderne delle altre. E invece ecco che io ho cercato di far capire che tutto andava conservato dagli antichi strumenti del Settecento fino poi al progresso, anche per un approccio diverso alla malattia, anche per una maggior fiducia di chi gestiva la cura e di chi la subiva. Allora nell'85 io organizzai questa mostra con tutti questi strumenti, intanto si fece anche il Dipartimento d'Urgenza e questi furono i vari libri che pubblicammo sulla biblioteca, sul patrimonio, e nel 2004 ecco che viene abbattuto in parte lo Iona per poi diventare quello Iona che noi abbiamo. L'ultima considerazione: l'ospedale civile era una grande città, erano utilizzati tutti questi spazi. Oggi c'è stata una contrazione non solo all'interno dell'ospedale,
perché gran parte degli spazi storici sono stati abbandonati, ma gli spazi possono essere utilizzati sempre per la cura e per l'assistenza, invece non lo sono. Le isole, avevamo tanti ospedali e tutte le isole sono state vendute, si è investito in terraferma, nell'ospedale all'Angelo, si sono portati standard, cioè parti di territorio che era utilizzato nella civiltà anfibia, nella Venezia anfibia, a Marcon piuttosto che in altri posti, in altri centri di medicina in terraferma, non considerando che qui, se ci erano tanti luoghi per la salute, per l'erogazione dell'assistenza sanitaria, era sulla base di una considerazione, che l'assistenza deve essere veloce e se il soccorso tarda, la morte avanza molto più rapidamente. E quindi la contrazione degli spazi che noi notiamo nell'ospedale civile, il fatto che ormai molti devono gravitare sulla terraferma, sono un segnale storico a questo punto, preoccupante, come tutti gli ospedali che sono stati chiusi, forse inutili certo, ma erano sempre spazi in cui si esercitava l'assistenza in una città che è insulare, in cui gli spostamenti a misura di passo di navigazione richiedono dei tempi che sono moltiplicati rispetto alle altre parti, a poca distanza da noi nella terraferma. Questa è una riflessione che lo storico deve fare e che il cittadino può forse portare avanti. Grazie.